La Democrazia Cristiana di Agrigento interviene così in merito alla Villa del Sole, affermando nel suo comunicato: scommettiamo che la stessa sarà gestita da un privato. Se l'assessore Principato tiene chiusi palestra distrettuale e parcheggio di piazza Ugo La Malfa in attesa di affidarli all'esterno, perché dichiara candidamente in Consiglio Comunale che il Comune non ha personale per gestirli? Perché Villa del Sole dovrebbe avere un destino diverso? Quest'opera non doveva nascere, il finanziamento da 2.100.000 euro nasceva per l'edilizia sociale nella zona del villaggio Mosè. Il sindaco Miccichè e l'assessore Principato hanno così deciso di distruggere un'area destinata a verde pubblico come reazione al sacco di Agrigento e di sottrarre 2.100.000 euro destinati all'edilizia sociale per realizzare una struttura leggera da completarsi entro il dicembre del 2023. E poi il miracolo, la struttura leggera diventa di cemento armato, siamo ad agosto del 2024 e ancora i lavori non sono terminati. La Regione destina ulteriori 600.000 euro per poter coprire la vergogna e comprare l'Essence arboree. Così il totale del sacco è di 2.700.000 euro per un'opera che verrà verosimilmente affidata a un privato. Con la riconferma dell'assessore Principato, il sindaco Miccichè ha voluto così chiaramente dire alla città che la Villa del Sole è l'emblema della sua visione. Meno green e più cemento, il cemento che distrugge il verde pubblico è il messaggio che deve mandare una città capitale della cultura. Forse il sindaco dovrebbe dimettersi, abbattere l'opera, chiedere scusa al Ministero, rimettere il titolo di capitale della cultura. La sua amministrazione non è degna. Questo è la forte presa di posizione che arriva stamani da parte della Democrazia Cristiana di Agrigento sulla Villa del Sole.